Nel 1993 la combinazione fra un telaio di derivazione Superbike e un motore sportivo, perfetto nell'uso stradale, ha dato vita a un'icona motociclistica, il Monster. Con il Monster, Ducati ha creato il concetto di Sport Naked in grado di miscelare perfettamente tre elementi fondamentali: stile, essenzialità, prestazioni. Un concetto che si è evoluto per 3 decenni fino al lancio, nel 2021, dell'ultima generazione di Monster, la quarta, che oggi diventa ancora più dinamica e sportiva grazie alla nuova versione SP. Lo sviluppo del Monster SP si è concentrato su sospensioni, freni, impostazioni di guida, nuove tarature per i controlli elettronici, assetto e riduzione del peso. Caratteristiche che sono state sviluppate con l'obiettivo di rendere il nuovo Monster SP ancora più performante su strada e in pista. Il nuovo Monster SP si posiziona al vertice della gamma Monster. Il lavoro di sviluppo di questa versione SP aveva come obiettivo rendere la moto ancora più performante, precisa e affilata, migliorando il controllo e aumentando il divertimento di guida nei percorsi ricchi di curve. Il Monster SP monta sospensioni Öhlins all'anteriore e al posteriore. Forcella e monoammortizzatore sono completamente regolabili e hanno una taratura specifica. L'avantreno mostra tutto il carattere del Monster SP al primo sguardo. È caratterizzato dalla forcella Öhlins e da componenti raffinati, come le pinze radiali Brembo Stilema, che non lasciano dubbi sulle prestazioni dinamiche della moto. Queste pinze incrementano sia la potenza sia la modulabilità della frenata e, in accoppiata alle nuove flange dei dischi in alluminio, riducono di quasi 1 chilo le masse non sospese all'avantreno. Il risultato finale, ben percepibile, è una maggiore agilità della moto nei cambi di direzione. L'indole sportiva della moto è sottolineata dalla livrea, ispirata a quella della MotoGP, e dal silenziatore Termignoni. Il Monster SP introduce componenti che ne esaltano la performance e che si aggiungono alla ricca dotazione di serie del Monster, dando vita a un pacchetto tecnico che sottolinea lo spirito sportivo della moto e ne accentua le qualità dinamiche. Il Monster è da sempre sinonimo di divertimento nella guida su strada e con la versione SP la moto fa un ulteriore passo avanti in direzione dell'efficacia nel misto veloce o in circuito. Siamo partiti da una base già performante e ci siamo concentrati sul miglioramento di tutte le componenti principali che influiscono sulla guidabilità. Il Monster SP conferma le elevate doti dinamiche del Monster e in più consente di personalizzare con maggior precisione l'assetto, secondo i gusti di chi è in sella o il tipo di utilizzo, in pista o su strada. La moto esegue ogni manovra più rapidamente e con l'implementazione dell'ammortizzatore di sterzo si raggiunge una maggior stabilità in ogni condizione. Nelle forti accelerazioni da bassa velocità o in curva vengono così ridotte le tipiche reazioni all'avantreno. Per questa versione abbiamo sviluppato un nuovo assetto in funzione del miglioramento delle prestazioni, aumentando di pari passo il feeling di guida. Un setting rigoroso e dedicato all'utilizzo sportivo della moto, nel quale la maggior luce a terra ha un ruolo centrale, dato che permette maggiori angoli di piega. Un altro importante elemento di novità è dato dagli pneumatici, perché il Monster SP è dotato dei nuovi Pirelli Diablo Rosso 4, capaci di prestazioni elevate su strada e a proprio agio in un track day. La nuova ciclistica e i nuovi pneumatici migliorano le sensazioni del pilota in termini di impronta a terra e grip più elevati. Gli utilizzatori più esperti possono così scoprire più velocemente le performance sportive di questa moto
e chiunque può percepirne il grande controllo dinamico e la risposta immediata ai comandi. Più sicuri e più veloci. Grazie a questi interventi, Kinsella ha sempre un controllo totale. Le novità introdotte sul Monster SP colpiscono l'occhio dell'appassionato perché questo è il bello del Monster. Tutto quello che conta hai a vista. Il superfluo, semplicemente, non c'è. Sul Monster SP tutte le componenti più importanti hanno contribuito all'ottimizzazione del peso complessivo e particolare attenzione è stata posta alla riduzione delle masse non sospese che definiscono il carattere dinamico del Monster. Il Monster è un riferimento in termini di leggerezza e sul Monster SP si è raggiunto un peso in ordine di marcia di 186 kg, che è un valore inferiore di oltre 2 kg rispetto alla moto standard, pur a fronte di dotazioni aggiuntive come l'ammortizzatore di sterzo e il cupolino. Per raggiungere questo risultato, la batteria è ora agli ioni di litio e da sola fa risparmiare 1,7 kg. La nuova forcella Öhlins è più leggera di 600 grammi rispetto a quella del Monster, mentre l'alleggerimento dell'impianto frenante anteriore riduce il peso delle masse non sospese di altri 900 grammi, grazie all'adozione di pinze Brembo stilema e di flange in alluminio. La base tecnica conferma il bicilindrico testa stretta 11 gradi da 937 cm3, capace di 111 cavalli e 9,5 kg di coppia massima. Questo motore abbina prestazioni elevate a un carattere tipicamente Ducati e si distingue per intervalli di manutenzione a chilometraggi elevati. Si possono percorrere fino a 15.000 km prima di dover fare un cambio d'olio o 30.000 km per il controllo giocovalvole. Il telaio è quello caratterizzante l'intera famiglia Monster, il sofisticato telaio front frame Ducati in alluminio ispirato a quello impiegato dalla Panigale V4 e Street Fighter V4. Così come il telaietto posteriore in tecnopolimero. Questa novità Ducati nasce dalla moto che ha esordito nel 2021 e ne conferma la ricetta di base che unisce leggerezza, compattezza ed essenzialità. Il Monster SP va oltre, con una componentistica ancora più raffinata e un setup dedicato, innalzando il livello delle performance. Volevamo un'ergonomia in linea con il carattere sportivo della moto. Per questo la seduta del Monster SP è stata portata a 840 mm da terra. Sono 20 mm in più rispetto alla moto standard, sulla quale è diversa la conformazione stessa della sella. Gli effetti di queste modifiche sono una posizione più protesa verso il manubrio e un carico sull'avantreno aumentato, che è tipico di una moto sportiva. Grazie alle regolazioni è possibile impostare in maniera precisa il sostegno della forcella instaccata, mentre la riduzione delle masse non sospese all'avantreno regala maggior feeling e riduce le inerzie. Si percepisce come la sospensione lavori in modo più raffinato, copiando perfettamente la conformazione dell'asfalto. Sul Monster SP non manca la frizione idraulica antisaltellamento, che evita alla ruota posteriore di bloccarsi nelle scalate più impegnative, mentre una parte importante del divertimento in sella al Monster SP arriva dal cambio elettronico Ducati Quick Shift di serie, attivo sia salendo di rapporto sia in scalata. Questo componente facilita la vita nel traffico ed è un valido alleato, assieme agli altri controlli elettronici, per quando si vuole fare sul serio. Il Monster SP abbina infatti una meccanica raffinata ad un pacchetto elettronico di riferimento, basato sulla possibilità di modificare il carattere della moto scegliendo uno dei 3 riding mode disponibili. La configurazione scelta agisce sulle curve di coppia del motore, sulla taratura del comando del gas ride-by-wire e sul livello di intervento dell'ABS, dotato di funzione cornering, del controllo di trazione e del controllo di impennata. Il Monster SP è dotato di 3 riding mode: Sport, Road e Wet. Quest'ultimo è inedito e studiato specificamente per la guida su superfici a bassa aderenza. Nel riding mode Wet la potenza è limitata a 75 cavalli e le tarature di Ducati Traction Control e ABS si configurano entrambe sul livello di massimo intervento.
Sport e road sono caratterizzati da tarature e dei controlli calibrate per connotare ancora più sportivamente la moto e per sfruttare al meglio la nuova ciclistica. È ovviamente possibile configurarli secondo i propri gusti. Tecnica e stile hanno caratterizzato questo modello Ducati fin dal suo esordio, per cui il Monster è nell'immaginario degli appassionati una moto da ammirare anche da ferma. Il serbatoio del Monster SP mantiene il profilo che ha reso famoso questo modello, curvo, muscoloso e proteso verso il manubrio, con gli incavi per le ginocchia ben visibili. La firma luminosa della moto è caratterizzata dal proiettore full LED dotato di luce diurna e dagli indicatori di direzione dinamici con tecnologia sweeping. Il proiettore, incassato nella forcella, e la coda snella e pulita disegnano volumi compatti e sportivi. Le forme sinuose e muscolari della moto sono arricchite dal cupolino sopra il proiettore e dal coprisella passeggero. La sella del pilota in colore rosso completa armonicamente la livrea esclusiva del Monster SP, dove diverse tonalità di rosso si alternano al classico rosso Ducati. Il silenziatore omologato Termignoni accentua l'esclusività e la sportività della versione SP. Misto, veloce o circuito, il nuovo Monster SP è nato per farti divertire. Preparati per il prossimo episodio. Preparati per una grande avventura.